E adesso andiamo in centro a Padova, parliamo di ospedale con il sindaco Sergio Giordani che scrive al governatore del Veneto Luca Zaia, immediata la replica anche dell'ex sindaco Massimo Bitonci. Un ritorno al passato. Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova, batte duro sul nuovo ospedale e all'indomani della lettera inviata da Sergio Giordani, attuale primo cittadino, al governatore Luca Zaia, rende esplicito il suo sospetto. Nessuna intenzione di fare nuovo su vecchio. Il progetto della nuova amministrazione cittadina è un altro. Abbiamo visto che questa amministrazione sta ritornando verso l'ipotesi dello storico accordo Galanza-Nonato a Padova Ovest. Nella lettera inviata al governatore Zaia, Giordani scrive nero su bianco che l'attuale amministrazione non ha alcuna intenzione di cedere gratuitamente l'area di Padova Est. Sull'operazione incombe la Corte dei Conti, spiega Giordani, che lascia aperto uno spiraglio. Potrebbero esserci documenti che non conosce e Bitonci incalza. C'è un terreno a Padova Est libero, disponibile, non c'è nessun problema di Corte dei Conti. Io continuo a ripetere che la cessione può essere gratuita, ma c'è il diritto di superficie, c'è la concessione per un tot di anni se non vogliono fare la cessione gratuita, quindi le forme giuridiche possono essere diverse. Non si vuole andare verso questa ipotesi perché sotto c'è ben altro.